Grande risultato, però la pensavamo assessore. Si sa che queste decisioni tengono in considerazione anche altri elementi e non solo il consenso elettorale. Io mi impegnerò dai banchi della maggioranza per continuare il mio lavoro che ho svolto in questi 5 anni, adesso ho un ruolo diverso. Mi auguro che oggi segni un cambiamento e un nuovo percorso per la città. La minoranza la voleva Presidente del Consiglio, ha proposto il suo nominativo. Sì, ringrazio la minoranza per la stima che mi ha espresso, era lecito e l'hanno anche motivato, le scelte sono andate in altre direzioni ma non ci sono polemiche, non ci sono problemi. Quindi continuerà dai banchi da consigliere in sostanza la tua attività politica? Certo, continuerò dai banchi di consigliere e avrò più modo di mantenere un stretto contatto con la gente, libero da incarichi appunto amministrativi, mi adopererò appunto per mantenere vivo questo contatto che è indispensabile per un buon andamento dell'amministrazione. Leggo una leggera amarezza nel suo volto. Non lo so il mondo cosa esprima, comunque diciamo che la politica è fatta a volte di sorprese, ci sono tante tappe future e vedremo cosa riserverà il futuro.